Seconda corsa, una prova per i gentleman che non abbiano vinto 20 corse in carriera, categoria G sui 2000 metri, 1 Adrenaline Go, 2 Zingaro Ross, 3 Vortice Leo, 4 Sir GT, 5 Zeus di Girifalco, 6 Today Winner Fonti, in seconda fila 7 Refosco Lag, 8 Venusia Jet, 9 Vaston Day Mag, 10 Zara SLM, 11 Onilest, 12 Plidvice Daghi, ovviamente ritirato Vortice Leo, autostart che accelera e si va a partire con la velocità da parte di Sir GT e di Today Winner Font. Sir GT al comando, Today Winner che si presenta al largo. Vediamo le scelte dei driver, è partito molto bene Zara SLM dalla seconda fila che ha rubato il posto in corda a Zeus di Girifalco, cerca di parcheggiare ora Today Winner Font alle spalle del leader Sir GT, si inserisce però Zara SLM, va in terza ruota subito Zeus di Girifalco che va a chiedere strada a Sir GT. Insiste Zeus di Girifalco all'attacco di Sir GT che per il momento replica. Zara SLM secondo la corda avanti a Today Winner Font, quindi ancora Zingaro Ross a precedere Venusia Jet, Vastom Day Mag si muove per linee esterne Refosco Lag, 29,5 per i primi 400 metri di corsa e Sir GT non dà via libera a Zeus di Girifalco, il quale insiste all'esterno, ne vengono fuori 600 lottatissimi in meno di 45 e Zeus continua ad attaccare, Sir GT continua a difendersi e così ne vengono fuori 800 metri in 59,5. Zeus di Girifalco sempre in attacco esterno su Sir GT che si difende, Zara SLM in terza posizione, gli altri sono a distanza siderale, sempre cappeggiati da Today Winner Font, mentre continua la sua progressione Refosco Lag che passa ora quinto, alle spalle di Today Winner si muove anche Venusia Jet. Intanto i due continuano a darsela di bella, 1.15 il primo chilometro, Sir GT che fa un altro paletto in 15,1 davanti alle tribune, 36 questi 400 metri. E Sir GT è in vantaggio, Zeus di Girifalco si è parcheggiato in seconda posizione per riprendere un po' di fiato dopo la prima parte dispendiosissima. E la piegata se ne va così con un paletto in 16,5, Sir GT in vantaggio, Zeus di Girifalco che ora cede definitivamente, poi Zara SLM viene in mezzo alla pista molto forte, Venusia Jet che scavalca Refosco Lag e si mette in caccia dei primi, Sir GT in vantaggio con 5 sulchi di vantaggio nei confronti degli altri che sono ormai cappeggiati da Venusia Jet che sta passando Zeus di Girifalco, 15,4 di là, Sir GT in vantaggio, Venusia che arriva a tutta velocità, è ancora molto indietro però, Sir GT che fa l'ultima curva in 16, entra in retta arrivo in vantaggio, deve difendersi dal ritorno di Venusia Jet, Sir GT che ha 3 lunghezze da gestire nei confronti di Venusia, Sir GT in vantaggio, Venusia che ci prova, ma Sir GT si difende fino in fondo da Venusia Jet, al terzo posto Refosco Lag. 31,8 l'arrivo dopo un 31,9, 1,4 scarsi per l'arrivo, ovviamente lento dopo la prima parte lottata, 1,16,9 il ragguaglio cronometrico per il successo di Sir GT, Giuseppe Rizzo che interpreta per François Conigliaro i colori della signora Silvia Zampolli, il successo del 10 anni interpretato in percorso di testa da Giuseppe Rizzo che vediamo esultare sul traguardo, percorso di testa vincente di Sir GT nonostante l'attacco perentorio di Zeus di Girifalco nei primi 1200 metri, corre bene come al solito Venusia Jet che fa il secondo a precedere Refosco Lag.